Diminuiscono le somministrazioni dei vaccini anti-Covid in Sicilia. Si è passati dalle 50.000 dosi giornaliere di metà gennaio alle circa 10.000 dell'ultima settimana. Per questo motivo, complice anche la fine dello stato di emergenza, l'assessore regionale alla salute, Ruggero Razza, ha deciso di ridimensionare gli hub e centri vaccinali nell'isola, di fronte ai quali nei mesi scorsi si erano create file interminabili a causa dell'ultima ondata di Omicron. Resteranno aperti gli hub che ancora oggi registrano buoni numeri giornalieri, i centri di vaccinazione nei luoghi difficilmente raggiungibili e almeno un centro ospedaliero in ogni provincia per le vaccinazioni protette, quelle cioè rivolte ai cosiddetti soggetti fragili. Il dirigente della pianificazione, Mario La Rocca, avverte però che tale decisione non deve frenare le vaccinazioni, in una regione in cui circa 900.000 persone non hanno ancora ricevuto la dose di richiamo. Nemmeno il vaccino Novavax, che si pensava avrebbe dovuto convincere gli indecisi, è riuscito a incrementare la campagna vaccinale nell'isola. Nei primi 3 giorni di marzo sono state somministrate solamente 91 nuove dosi. Non a caso la Sicilia registra, tra i ricoverati causa Covid, il più alto indice di occupazione dei reparti ordinari, il 25,6%, superiore dunque alla soglia nazionale del 15%. Ciononostante, tutti gli altri parametri sono rassicuranti e permetterebbero alla Regione di passare in zona bianca già dalla prossima settimana. Gli ultimi dati diramati ieri registrano 2.434 nuovi positivi, con un tasso di positività che sale dal 13 al 14,4%. La Sicilia è al 7° posto tra le regioni per nuovi casi, ma resta al primo per i soggetti attualmente positivi.